Saluto a totus e benvenuti a una puntata nuova de Saianna de su Tempus, un viaggio intrus de sprendas de s'archeologia sarda. In questa puntata euso questionai de s'arte antica in sa Sardigna, de su Neoliticu finzas a s'edadi mesuevali, passendi po cussa nuragesa, punica e romana. Euso fattu duncas unu viagiu a intrus de s'isula, cichendi cussu giassus a undis archeologus anti corbau obras de arti. Ma euso fattu unu viaggio puru a intrus de museus archeologicus, commenti cussu dell'Aconi, a onde due funti i statuas a menir, o cussu de Carbone, a onde est allogada una statua chindieniri de su Neoliticu. Comenzaus duncas cun sa sede de sos Carros, unu santuario de edadi nuragesa, a onde euso aviri una prazza cun domus chi teniant a sa base de perda, ma sa cosa più di importu est sicuramente una rotonda, un tempio de edadi nuragesa chi tenneri raso in sa parte bascia un laccu de forma d'unda fatto sempre de perda e in pizzus grifonis cun sa cara de animalis, commenti poesi ma pure commenti brevesi. Tutto questo è stato fatto più di 3.000 anni oi. E ancora oggi possiamo subire tutte queste opere andando in su giasso de sa sede de sos Carros. Sa sede de sos Carros, uliana sesu in sa badde de Lanaito, un luogo famoso po i montis, po i stupas, ma pure po s'archeologia. In oggi difatti si antegattà una grutta importante in meda, si sono questionendi de sa grutta Corbeddu, che indivicherà su nomini de su bandidu de s'Ottucentus, che in cui abbivi un po' 20 anni. In is anni 80 is archeologus antegattau is prima rastus de somini de su Paleoliticu in Sardigna, ma si subeniu in noi po' questionai de arti in edadi nuragesa. Dunque sa sede de sos Carros est uno dei cussu logus chi ari bogau a pillu, a inasa, de brunzu, de atru materialis e puru perdas traballadas cun arti. In oggi por esubiri una spezia de teatru fattu cun perda nieda, perda de basaltu e metas perdas de basaltu chi antegatto in noi teniant sculpius is sinus. Dunque su sinu, questa protuberanza, forzi est accappiata a sa fertilidade. Sa parte più importante de tutto su santuario est sa rotonda. In is annos 90 is archeologus ant bogadu a pillu una barracca
che teniera in sa parte bascia e centrale un lago di forma rotonda, con uno stampicetto. In pizzus invece dove punti doccionisi con concasa de brevei, con concasa de murvonisi, a undi di bessiera s'acqua che entrara in noci, s'acqua vrida, e in forasa dove punta invece dus focolarisi, a undi ponianta ispertas che si calentanta e con pinzas de metallo tasa spiganta e ponenta e intrus de gustu l'acqua. Dunque dove era su vapore, dunque umperanta s'acqua callenti. Ma sa cosa sicuramente più affascinante di questo luogo vunti is concas traballadas in satrachiti chi vorrei esibire, vunti concas de murvonisi, concas de brevesi e funti fattas con una tecnica raffinata. Dunque depeso pensare a isnuragesus noscetti, a commenti popolo de metallurgo, de vrausu, de pastoris, de messaius, ma dove era pure tutto sa parti che spettara a sarti. E dove scultorsi conoscianta sa perda e dove sicuramente scolas de arti già 3000 annus a ori. E de sa prazza de su giassu de sa sede so scarro, sa undi due vianta, is apposentus de da dinuragesa, por subire bene is perdas ianti un perau. Sa perda arba, chiesti su graccari, può fai murus de i domus e sa perda niedda su basalto che indieni de sa pranedda de su gollei che anti un perau può fai is sculturas e is statuas. Sarti de nuragesus duncas commenzara sicuramente già in sedadi de su brunzu antigu con i sbetirus e indacabara agoa in sedadi su verru con i gigantis de Montibrama. S'arregorasu puru che in questo luogo sabaddi dell'Anaitto per esibire pure sa grutta e su ventu, sa grutta a Gorbeddu e sa dolina de Discali, onde dove esti una bidda forzi de dadi in Nuracesa. E poi andasu da un'altra parte di sa Sardegna, in su Capo Giossu, in sa capitale de su Surcisi, Gravonia, città Noa, ma chiedennili testimonius umera de s'antichidadi. Tutto questo testimonius vunti o e allogausu in su museo archeologico, chiedennili a repertus che andanta de su Mesolitico, chiedenniti de su narausu giassu Mesolitico de su Corroppu, finzas a sedadi a Romana. Usubiu una statuetta de sa dea Mamai, che indienniri de una necropoli che este intrus de sa città di Gussa de Corseglesias e usubiu puru una statua che indienniri de Santo Giovanni Suregio de sa necropoli dell'Occisantus e una lastricetta de Avoriu de età di Vorzisi Fenicio, de età di Vorzisi Punica, che tenniri sa gara de una divinità egizia, se su questionendi de Bes, una divinità che arribara in Sardegna, forse si già a partire de su de 5 seculus annanti de Cristo. A intrusu de sa città di de Garbonia, in sa zona de Corseglesias, dove est una necropoli a Domus de Gianas. In oggi a intrusu anti agattau una de istea mamaisi prus antigas e più bellas de tutta sa Sardegna, pitiche de dedda, come ti da por esibiri, è fatta in argilla, non tenere più una gamba, ma asute su profilo scientifico est una dei più importanti de tutta sa preistoria sarda. Una de statuas a menir prus pitticas agattadas in Sardegna e cussa che is archeologus in is annus 70 anti bogau a pillu in i domu de Gianas dell'Occisantus in Santo Giovanni Suergio. È una statua pittichedda de
30 cm di artaria e si decorara biesi con uno scanto di incisioni di forma quadrangolare e tenere una V in suzzugu. Questa statua non scieu che esti di una femmina o di un uomini, ma sicuramente tenere un potere che poi antichi vieta sicuramente che qualcuna cosa di sacro e di religioso. In su Museo de Carbonia vunti allogaus i repertus agattasu in su tempru de Demetra e Core a Terraseu. In oggi vorrei subire in sa parte alta uno scanto de statueddas de femmina, sicuramente de sa dea Demetra e de sa villa Core, Dante agattau uno scanto e in baixo invece abbiamo uno dei artarisi a un dei archeologi anti agattau atras proinas ma pure ex foto de brazos de gambas che sicuramente i fedelisi antidonau ma non scetti voi tatenesu pure prendas de oro de brunzo de ferro e de prata in pruso sordusu de brunzo e de ramini de dadi punica e romana. Sa figura de Bes non est scetti in statuas mannas, ma da gattao puru in lastrinas, come ti gusta chi anti scrovettu a Montessirai, una lastrina de Avorio, che rappresenta sa divinità di Bes. Regorasu che Bes è una divinità egiziana che dell'ompe in Sardegna accanto su de quinto secolo a.C. Pittichet da mera, monti uno scatto de centimetri, subioso sa faccia di questa divinità con i spilus longus e sa lingua forasa chi serbiri ancistesiai e sumali. Chi decidesi di andare a visitare Susurcisi depesi sciri che non doiesti scetti sul Museo Archeologico de Villa Sulcis o su tempru de Demetra e Core in Terreseu. Chi andasi in un vago prusabasciu doiesti sabida de sa baronia, chi dinanta puru Villa Peruccio. In Gunisi doiesti una verda vita, una dei sprusartas de sa Sardegna. Ancora oggi i bividorisi de sa baronia dinanta Lugia Arrabiosa. Poita sa leggenda si narrara, si contara de una femmina mala che stette avvurriata in perda de Deus. Chiaramente no doiesti scetti souvenir de Lugia Arrabiosa, ma proprio in questo sartu antiagattau degi perda vitas. Per questo motivo, ancora oggi, i archeologi o gli studianti nanta questo luogo sabati de Imenir. Siamo arrivati a Terrazzu, in Sabida de sa Baronia, in Susurcisi, per dire una dei sperdas prumannas de s'archeologia sarda. Siamo questionati del su megalitismo, che è arrivato in Sardegna 4000 anni avanti di Cristo, e questa perda longa che teneus in noi esti zerriara dei abitanti de sa Baronia come Lugia Arrabiosa. Questa perda è stata a studiare negli anni 60 dell'archeologo Enrico Azzeni. Enrico Azzeni si conta pure la leggenda pizzus de questa perda manna, la leggenda de Lugia Arrabiosa, che era intendio in oggi dessa gente che viviera accanto de su menir. Questo conto si conta di una femmina innaranta Lugia, che viera benendo noi può andare a Sant'Antioco a fragare i su ponti. Quando è arrivare noi, dantinara che su ponti viera già pronto, e essa arrabbiara e t'ha fatto ci afficchiu questa perda e intrusu dessa terra. Questa chiaramente è sa leggenda, ma itta de neusu de realidadi. Sa veritadi è che questa perda, che antiposto in noi sul Neolitico, tenevano un sentito de fertilitadi. In tutto il mondo esistono perdas longas, da sannanta i menir, questo è su termine tecnico, e serbianta proprio per donare fertilità a sa terra. Dunque,
In questo periodo sa Sardegna est abitata e in questo periodo teneus su fenomeno del su megalitismo. Po su chi spettara sa mannaria de sa perda, oi conoscesu scetti sa parte a pillo, è starta 6 metri, tenere un diametro de più de 1 metro e pesara sicuramente a su mancus 20 tonnelladas de peso, esti grai meda. A s'inizio del 1900 decaranno un lampo in pizzus de sa perda e da sciusciau sa punta, sicché sicuramente in origine su menir vi era prusarto. Si narrara che questo rogu de perda vi era in noce finzas a 50 anni oi, quando anti fraigau su mori, anti posta sutta questo rogu de perda che mancara. Non sceus però po cantu metrus indigari in bascius. Is antigus narant chi ant provadu a sgavare e dove vi era un altro rogu longu comente sa parte chi bieus oi, sicché chi custu e perus teneus su menier prusartu de totu su Mediterraneo. E stannai un menier che è startu più de 10 metrus de artaria. Abarraus in sa preistoria e abarraus in sa regionamento de sa perda, ma andaus in d'un altro luogo de sa Sardegna, si spostaus de su Surcisi a Laconi, dunque seus in su Sarcidano. In oggi, in is annus 70 del 900, s'archeologu Enrico Azzeni, in parisi con altri studianti e laconesus, iant scrovettu uno scanto de verdas a per de doc e Gennarelle in su sartu de Laconi chi teniant afrorigius particulari. Oi doiesti su museo de sa statuaria preistorica de sa Sardegna chi allogada tutto gusta perdas chi antivatto più de 5.000 anni oi e chi vunti importanti non scetti archeologia sarda ma ha prodotto sa statuaria dell'Europa preistorica. Si subenius in su museo desi statuas a menir de Laconi, su Sarcidano, in su centro de sa Sardegna pobiri, i statuas a menir, questa sculturas de verda, fattas a intro del su quarto millennio annantisi de Cristo e che rappresentant simbolus de is guerreris de quest'epoca. In aposentus poreus biri statuas artas prude 2 metrus fattas durante sa cultura de Filigosa, Bealzu e Monteclaro. Sesu in sedadi de Sarramini, quando somminisardu giai scuveri come ti fai i metallus, prima tutto Sarramini, agoa su Brunzu, e in sedadi nuragica su ferro puro. E proprio poi gusto teneus in noi un unicum in tutto su Mediterraneo. Perdas chi nascenti commenti menir o perdas fittas o perdas longas commenti dinanta is antigus in Sardegna. Bella bellu i scultori, i artistas sardus cominciano a donare a queste perdas sa forma di un uomo. Commenti custa, biesi che si slanciara in sartu e in sa parte più sarta per subire già una gara di un uomo o di una femmina con su naso, su cappello e i sogus. Mancano i sbrazzi, mancano gli altri elementi che sabiri a goa. E noi cominciamo in noi a biri tutti gli elementi che fanno di questa statua unica in tutto su Mediterraneo e funti sicuramente le più antiche dell'Europa. Questa, che in dieneri sul luogo Prano Maora, sempre in su sarto dell'Aconi, si va a bere tutti gli elementi della statua meniera, in pizzus, su naso, i sogus, tutto sa cara, su schema T, forse si sbrazzus, ai lati, su centro, vi è gusto che nanta su capovolto. Un omini furriau, con sa conca, sa carena, i sbrazzus, e in bascius
su pugnali o su corteddu a doppia lama, come dinanta de maniera tecnica, con due spuntas, forse una di ossidiana, forse una di ramini, non du sceusu. Su chi sceusu è chi questa statua sinanta de una furria in sa società sarda prenuragica, preistorica, sicuramente nascinti i gerarchias, nascinti probabilmente is castas dei sgherreris chi depinti difendi sa società e chi ne controllerà i minas de ramini, sicuramente è sicuro chi tiene su poderi in tutta sa società. Seus sempre a intrusu de su palazzo Aimeric, Laconi, e in oggi per subire sa torrada vai de sa gava de Imenir. Dunque sa sceusu che già 4.000-5.000 anni oi, i uomini de questo luogo, con una trasperdas itaventa sgavanta in sa rocca, pondivigai sa verda e fai isi statuas. Sicuramente è stato un traballo non facile, poiché che ne metallus o che sa dinamite che anti un perao a goa è stato un traballo difficile, ma si sceusu che in altro luogo dessa Sardegna due punti gavas a undi due punti sgavusu un po' pigai questa sperdas che anti traballau a goa. Su Sarcidano, Duncas, in parisi a Salunigiana, che è un luogo in su Tremini, entro de sa Toscana e de sa Liguria, è uno dei luoghi sicuramente più importanti a Pizzus de sa statuaria preistorica. Pondi sciri in un vago de Brusu e su decidio di intravistare una guia del suo museo, Antonietta Fulghesu, che sa contau tutta sa storia che parti dei anni 70, quando su professor Azzeni era agattau questa statua, finzas a oi. Oi a undi su Museo dell'Aconi è sicuramente uno dei più importanti in tutta Europa che alloga da sculturas fattas in sa preistoria. Antonietta Fulghesu, guia storica di questo museo, ma contasi come è cominciato tutto? Questionendi a primo masinau che già in anni 80 asibiu, proprio nasce sa gicca di questa statua e ora si è arrivato a suo museo, ma cominciato invece da Susarto dell'Aconi. Contasi come punti stetias esprimo scrovettas di questa statua. Deo tanto fui sposa, fu di 80 anni e fui sposa con questo picciocco, come è proprio mio, e ci è andata in pari con il professor Azzeni e due sconnavus in Sartus dell'Acconi, in Monte dell'Acconi, a Cicai in Menir. Da cui è cominciato tutto. Dosa cattanta e su vini e gira, su sabato e sa domenica, c'era professor Azzeni, veniada, si va a una festa a monte e andiamo in menir a trattore all'Acconi. Io tanto mi inquietavo pure, perché narravo l'unica dia ci posso vestire con suo sposo mio e io sono andata a monte. E poi invece sono entrata a treballare in suo museo. Dunque destibale a Savena. Sì, è stata una cosa manna. È una cosa bellissima, Deo sul revallo mio non di cambiare con nulla, perché sono veramente contenta e appassionata di fare su Gilazzo. Dunque via su destino che tu in su benidori sta a traballare insomma sempre sì. Accanto ai menir e poi poresunai che sul museo dell'Aconi è un esempio in tutta Europa, po' sa valorizzazioni dessa scultura antica, come ti da prima, Teo
uno scanto di Siaoi, di Sostetto in Val d'Aosta, in su sito di San Martin de Corlean, e quando appunao che benemo de sa Sardegna, mattina, l'Aconi esti su non plus ultra, o sa musealizzatura desi statua a menir. Si che ne stetti sicuramente facili a pigai questa scultura de Susartu e da allogai a intus di una struttura bella come cussa de su Palazzo Aimeric. Su sa tipologia de su visitatori dei anni 80-90 che si cominciava a oggi e si sa propria e si cambiata come sa gente biviri sa visione proprio diretta di questa scultura. I turisti ci arrivano all'Acqoni non funti mai troppo, però ponnai gaseus già in su centro della Sardegna, ai Lagro de Sumari, i turisti arrivano, ma in questo periodo è cambiato il turismo. Non ben intibruso i turisti quando andai a mare a barra in spiaggia, ma ci canta finché scaldi in una cosa di particolari e ben in interno della Sardegna. E medas arrivano all'Acqoni quinta scinti proprio che in noi c'è sul Museo dei Menhir. Sul Museo dei Menhir più bello c'è in tutta Europa, non puita se usa l'Acqoni o puita che ci treba l'UEO, ma in realtà di da sanada due buru, tutti si conoscono proprio con i gusti, puita punti particolari si stato a scedeneus, non sono in noi. Poi noi teneus un target di scuola che arrivano, quindi meda più ci entrano in aprile, in maggio, in giugno, addirittura con ospitiededos di questa scuola materna che arrivano poi via sul Museo dell'Acqoni. Ripeto, non è mai troppo, diamo volle ancora di brusu dei turisti. Però se ho finze sfortunato che bene in Talacoli non fettivo sul museo, ma bene tipo Santo Vrenazio, bene tipo sul boschetto, quindi si va in tutto su giro e si nanno contentos. E us intendo dunque ai sfuedus de Antonietta Fulghesu, sa guia storica de su museo dell'Acqoni. De su Sarcidano però in moi si spostaus in su capo e susu de sa Sardegna, andaus in sa bidda de Oschiri, a undi in su Sartu dove esti un giasso, su giasso del Santo Istevene. In questo luogo dove esti una necropoli de Domurtegianas, una gresia medioevale e una rocca pintata a undi due punti simbolus che ancora oggi fanti a regionai. Possa maggioria dei archeologi punti simbolus del su Medioevo, questa parte più antica del su Medioevo, o alcuni invece fonti più antichi puro. Non tenese ancora sa certezza, poitta questo giasto de piresti ancora scavao. Però è deciso di intervistare una guia storica di questo luogo, Giogli Pala, che de annus cicara de fai conoscere questo giasto in tutta sa Sardegna. Saluti Giorgio Pala, Oschiresu, gestore del Museo Archeologico de Oschiri, guia principali e su chi conoscere Mellusu, custu giassu, su giassu de Santo Steveni de Oschiri. In Santusu, Giorgio, itta si potesi contai a pizzusu de custartari, questa simbologia chi ha fatto questione in mere, i studiosi, gli archeologi, conta sì. Io sono 40 anni ho fatto questo luogo, 40 anni. In questo 40 anni sono andato di ogni maniera, inteso di ogni maniera proprio. Cioè che l'avete in un modo, che l'avete in sattera, che vai dalle cose astronomiche, che vai dal battesimo fatto in quella maniera comunicale, no? Battesimo
chi è idere astros, chi è idere, cioè ogni maniera, ogni cosa ha può inteso mentre fare da questo altare. Beschienare chi bivaltoria, beschienare da chi è una simbologia di tutti gli astros, di queste stelle, di ogni cosa hanno inteso, di ogni cosa. Ma ita doiesti de preciso? De ho qui in foras a triangulus, quadraus, cerchius, cantu vunti e pogantu e manna totussarea con questa simbologia? No, il manna, sai il manna, non è solo gusto che diamo in noi, no. A dai segos bisogna saldomus de giana, a bada bettila, a bada dolmen. Este ampia saluto, sito este medamanno, E se lusighiamo tutto, bigare una di in tre a lusigare, una di in tre a bigare a lusigare tutto. Solo che ma talvolta a suo tempo sono ristretto, soltanto si fa vedere solo certe cose e basta. Se no, come te sito stiamo a numero. Certo, ma hanno anche mai fatto scavos archeologicus in Menoi? Assolutamente, mai, manco un prospetto di scavo, mai, nulla, proprio zero. E usunauga e noi doi punti uru domu de Gianasa. Dunque è certo che saggenti a bivio a un per questo luogo già a partire a su mancus de 6.000 anni a oggi. Dove punti sicuramente puru monumentus nuragesus e poca bai tenesu pure una gresia chiesti mesuevali. Ma a parte tutto questo, o due gali poriresti sa datazioni de questa simbologia? Non è facile allora, non è facile. Per me questo è un neolitico recente, per me questo è un neolitico recente. Però non è facile, non è giusto allora che non è data proas. Mi chiede se proas per poter narrare di questo periodo, no. Mi chiede se scavo archeologico, e se scavo archeologico rischiamo di narrare fesseria. Per me, ripeto, questo è sul neolitico recente. Per me, fai da molti altri mesi che in prima di Cristo. Poi però atteros è più recente, atteros che lo giudicano il suo periodo medievale, atteros ancora il suo periodo bizantino, meda bizantino, che poi cada simbolo ha da secoli da saltare, che sono bizantinos proprio, quindi non possiamo negare la presenza dei bizantinos e che sono stati esso spuro. Però a narrare este bizantino è come che uno si agatta una moneta in un'uraghe romana e chi pensa anche che un'uraghe se l'hanno costruito sul romano, se no è il gasi. È una cosa completamente diversa. La moneta li si rutta e poi l'altro l'hanno ciappata e nasce in gasi salvidea, no? Questo è stato fatto in questo tempo. Non è una cosa semplice spiegare saltare. È un altro che di stato semplice invece fare un'analisi di questa rocca. Se io analizzo questa rocca, questa pedra, non ho bisogno di questo simbolo, l'analizzo, io si bada in scoria del metallo. Si bada in scoria del metallo, su bronzo, bene, inizio a datare, va ferro, bene, datto. Se non bada nulla di metallo e questa pedra, tanto di avvero mi riporta da questa epoca neolitica. Quando mai questo si hanno utilizzato sul ferro, quando mai non si avvisa si bada scoria di questo metallo, insomma. È impossibile. E tanto faremo questi studi e simuliamo una sola di avvero dell'epoca questa saltare. Certo, poi nella rosa archeologia e gli studi storici si capiano pure tecniche moderne come la chimica, la fisica, ma anche in questo toppo può essere utile per comprendere meglio su quando punti stetti avvati. E usunau che in oggi dove punti stetti usano i bizantini o comunque i uomini sardus de sedati bizantina, che da regorauso si usò a intro del quinto, su de 5 secolo a guarda Cristo, vinzaso prusomanco a su de 8. Ma i tanti lassau in oggi i uomini anti un per questo luogo in sedati bizantina. Ita doiesti come simbologia? Beh, questo è lo stravo sfosso che li narrano, no? Questo è un quadrato, va da una ruga in mezzo e una mesalunetta, che si narra da stravo sfosso, la croce e luce, e a indicare che tu sei passando sul luogo giusto, in tutta la strada essa, tu passi e vedi questo simbolo che narra proprio casi, la croce e luce, a indicare proprio che tu sei passando sul luogo giusto, ti sei requende, sei andando a saltare in una maniera
come narrare, si strada giusta, che non può sbagliare, sì che questa strada una sorta di cartello, te li che da narrare. Un'altra cosa, in oggi, masinau, beh, de 40 anni che tu sighi e studi e cerchi di comprendi meglio su mistero, no? Che su vuedo giusto, su mistero de Santo Stefane. E beni da urgenti de attesu, chi mancai intende questionare de sartari de Santo Stefano, intendi degli Stati Uniti, dell'Africa, dell'Asia, e come ti vuoi arrivare in noi e quali esistette naraso sa subvenziamento di questa gente a pizzuso di questa simbologia. Noi siamo sapendo un gruppo di indiani d'America, forse sono più attesi di navaio, un gruppo di navaios, ne essere stato 30 persone, sì. E questo non hanno nato praticamente, chi sospuro hanno qualche cosa che si assomiglia a saltare, però noi schiana quando viene stato fatto. E allora la podato a isso, quando saltare questo è stato fatto, e isso non hanno nato, non li scrivo con certezza, però si va da di 10.000 avanti Cristo. E dunque, agora des fuedos che so intendio de Giogli Pala, spero nostro che in su benidori questo giasso aressi sgavau non diciri che una cosa devruso a pizzusu de s'adattazioni. In isannus 20 de su 900 in sa gaddura, in sa pidda de Arzachena, s'archeologo Antoni D'Aramelli era scrovetto e sgavau uno scanto de tumbas megaliticas. In un luogo che dinanta ancora oggi li muri è Bennio Appillu uno dei giassos sicuramente più importanti, ma pure un unicum in tutto sa preistoria della Sardegna che dinanta pure circoli megalitici o cultura dei circoli megalitici. In questa tumbas vieus circus duncas de verdas a mannas chi vunti stetius vraigaus pro de 6.000 annus a oi. E so decido però de si dus vai biri de una maniera virtuali, grazie a duncas a un traballo fatto della regione autonoma della Sardegna, scopreso questo luogo de maniera completamente nuova chi accarada a sugheu subio finzas ai moi, duncas a sighesi si usa contai pure commenti e se ti fatta questa scoperta a sinizio del 900. Posta in sa parte prus estrema de su nord de sa Sardigna, sa gaddura est uno de sos trettos turísticos prus famados in su mundu, po sa galania de sas costeras e su colore de sabba. Su lugu, prenu de granito allisadu da sabba e su bentu, est ondradu de sculturas con bisuras istravanadas, che li danto un ughetto distinto e piesignato. In questo luogo spantoso, a unos 10 km da su Gulfo d'Arzachena, bassa necropoli de Limuri. Agattata in su 1939 da Michele Ruzzittu e sfossata entre su 1940 e su 1941 da Salvatore Puglisi e Francesco Soldati, est esempio brus de primore de sa cultura de sos interros, chi li narant Kirkos megaliticos, presente spezzi in attro spago stretto de Sardigna. Sa necropoli es fatta de gimbi kirkos de pedra che appizzican su un appare in una drettebia, con su diametro entre 5,30 m e 8,50 m.
In intro de cada chircu ba pedras, commente po vagher aneddos unu intro appare. In intro de sos chircos vivia su sepulcru verdaderu, chi belle asseguru, chi stiat unu o duos interros. S'interru fiat una cista de pedra, e sta a narrere una chedda fatta con losa de granitu, cravatas in terra e copertas, issas e tottu, da un'attera losa. A tottu si struttura la prenaia de terra e tales de vaghere un montone piesinnadu. Sa necropoli depi apparere un montoneddu de montricheddos a chircu, postos unu asserente a satteru. Intre un montone satteru anta cattadu zanti de pedra chi pare che menir, sas pedras fittas gasinaradas. Custo menir, in plus de marcare su drettu de sos sepulcros, teniant una balia sagrada, forsis accappiata su cultu de son mortos. Crovadas su cultu de son mortos, sun finas 3 pedras postas accante a sos chirco de sos interros. Assimigende a gustas pedras prummannas, l'impittaiant pro offertas affittianu, po son mortos o ponche ponnere sos trastes impittados po s'interru. Fora de so batru chircos anta cattadu una tumba de pedra prummanna chi narant chi pozzat essere un aposentu, un interru po gente meda de sedade de su brunzu, fregada supra de sos restos de unu chircu de sa necropoli neolitica. Non si pode dischire prus affungudu sa cerimonia religiosa chi piesineia sos interro de sa necropoli deli muri. È sicuro che vivia simpreu de socraruia, colore naturale, crovata su colore de su zambene e simbolo de sa renaschi da pusti de sa morte, chi ha di zuppadu sossamenta de sa carena e su frunimentu de interru. Belli asseguru, a son mortos, los poniant accoconados supra de un velo de ocraruia, cando a furriu ponian sos trastes de frunimentu chi accompagnaiant a sos interrados. Simpreu de socraruia è documentato bene in sos interro de sa Sardigna. Sos repertos chi anta cattau sun sofrunimentos de interru e befinzas una guppighedda de steatite cun sas asas a canneddu prenu, lamas de silighe, istraleddos de pedra allisada, pomos attundados de steatite, granos de gannacca de pedra tosta, un allisadore in pedra, un uraiu e uno scanto de ceramica no ondrada. Su bidizzolo accappiato a sa necropoli fiat attesu 600 metro dai gusta, in unu logu in un ambuscadu restos de fundale de capanna chi pare de sa cultura neolitica de Otieri. Chi se prajo questo video e du bolesi do Raviri, onde boresi biriatros fatto da sa propria maniera, depesi andai in su sito internet virtualarcheologi.sardegnacultura.it. Sesu duncas arribato a sa capo de questa puntata e depesu torrai grazie a tutti i persone che santi aggiurau po da fai. Ringraziamo duncas su giassu de sa sede sos carros con su comune de Oliana e Maria Antonietta Furro che sarà accompagnato in su giassu. Torrasu grazie a su sistema museo che tiene in gestione su Museo Bidda Surcis de Gravonia, su comune de Gravonia, su comune de Sabaronia e sa società per de Docca che tiene in gestione su Museo dell'Aconi Mavuru sa via Antonietta Fulghesu. Torrasu grazie a Giogli Pala che sa ricoltau sa storia de su giassu de Santo Stefane e su comune de Oschiri. Nosu si torrasu grazie a Posessibiu e si convidausu a si seguire ci da chienere con un altro viaggio de Saiana de Sudencusu.